Al via da stasera presso il Tempio di Giunone la 15ª edizione del Festival del Cinema Archeologico, organizzato dal Parco della Valle dei Templi di Agrigento, che durerà fino al prossimo sabato 14 luglio. Un appuntamento diventato un must per gli amanti del genere, cui ha collaborato anche la dottoressa Valentina Camineci nella scelta delle pellicole. Giorno 13, venerdì, ci sarà l'assegnazione del premio Valle dei Templi e di quello della città di Agrigento, per terminare sabato con il film Teodora, un'imperatrice fuori dagli schermi o schemi. La pellicola racconta della storia dell'imperatrice Teodora, moglie dell'imperatore Giustiniano, che dopo una lunga serie di peripezie riesce a conquistare l'imperatore, lei che era di umili origini e che dà quindi l'immagine di una donna forte e astuta. Vi aspettiamo al Tempio di Giunone, nell'area eventi che da qualche anno fa da scenario incomparabile anche al Festival del Cinema Archeologico. È la 15ª edizione e sicuramente tra le rassegne più prestigiose a livello nazionale. Siamo secondi in ordine di anni, diciamo, di svolgimento solo a Rovereto, quindi una manifestazione che ha avuto ed ha una storia di grande prestigio, di eccellenza, non solo a livello agrigentino. Ha un pubblico affezionatissimo, molto legato a questa manifestazione, che ha consentito e ha voluto, diciamo, che questa manifestazione proseguisse per così tanti anni. Sicuramente lo sarà negli anni a venire, mantenendo uno standard molto alto nella selezione dei film e soprattutto anche con grandi collaborazioni, in questo caso specificamente con Archeologia Viva e la rassegna del cinema archeologico di Firenze. Dottoressa Camineci, ecco, lei ha seguito un po' l'aspetto tecnico, quali sono stati i criteri della scelta delle pellicole? Sì, allora non solo archeologia classica ma anche archeologia del Medio Oriente, archeologia della medicina, dei profumi, archeologia bizantina con la presenza di Teodora, protagonista dell'ultima serata dedicata al festival, l'imperatrice di Bisanzio.